Ed ecco, dopo le prove tecniche senza l'acqua vera, il mulinello in azione sotto il temporale e l'ingresso al tunnel. L'acqua che arriva da su scorre ed entra nei canali, eccoli qua, all'interno del giardino botanico. Un po' aumenterà ancora la portata visto che continua a piovere molto bene. Il flusso dell'acqua entra nei canali qui e scorre giù. Ecco, tutto va alla perfezione.